Questa sera vi voglio presentare un altro cuore solitario che è in compagnia naturalmente dei suoi amici. Ciao! Ciao, Come ti chiami? Pipedone Riccardo, Riccardo, quanti anni hai? 23. 23. E tu naturalmente sei in cerca della tua anima gemella? Sì, Sei in cerca di una ragazza ideale? sì, Sì. La vuoi di Mazzara? Tu sei di Mazzara del Vallo, giusto? certo, da Mazzara. Quanto tempo è che sei single, Riccardo? Un bello pezzo, diciamo. Tipo? Parliamo di 5-6 anni. 5-6 anni, cioè tu praticamente in 5-6 anni non hai avuto la possibilità o magari il tempo di poterti, diciamo, conoscere con qualche donna. Esatto, sì. Vabbè, come dovrebbe essere questa ragazza per attrarti? Ma bionda. Ti piacciono le bionde? Sì, Sei molto alto, quanto sei alto? 1,96. Quindi sei quasi 2 metri. Sì. Io al tuo fianco sembro piccolo piccolo. Poi il tuo amico qui è ancora più piccolo e se ne prendiamo uno molto più basso. Facciamo la scala. Facciamo la scala. Va bene, Riccardo. Allora, amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Riccardo, un ragazzo di 23 anni, alto 2 metri. Quanto pesi, Riccardo? Non lo so, non ci ho fatto mai caso. Facile trovare una ragazza da 2 metri però, Certo. Vabbè, ma lui non è che la vuole alta 2 metri. manco perché sta Cioè, fanno l'articolo IL. Hai preferenza come donna di altezza? Cioè, anche se è piccolina, che so, 1,60 m, 1,65 m per te andrebbe bene. Ma 1,80 anche lo stesso. 1,80 basso, Naturalmente, 1,80. per mettersi naturalmente vicino al tuo fianco dovrebbe essere magari 1,80 m, giusto? Come no, sì. per darci un bacetto. Dimmi Riccardo, tu lavori? No, Non lavori? Studi? neanche. Neanche. E che fai? Mi do da fare a lavorare nei bar. Ad aiutare Esatto. praticamente gli amici praticamente. Esatto, sì. Ti fanno, come dire, campare, giusto? Sì, Va bene. Allora, la macchina ce l'hai? no, ancora Sei no. pure a piedi? Sì. Il motore ce l'hai? Neanche. La bici ce l'hai? Insomma, cammina a Sì. piedi. Sì, a piedi quasi. A piedi, va bene. Anzi, fai un po' di moto. Ah, sì. Ascoltami, ti voglio fare la stessa domanda che ho fatta a un amico tuo. Che cos'è che non riesci a sopportare in una donna? Non lo so. Cioè, la cosa praticamente che tu non puoi soffrire in una donna, quando tu magari ti metti con una ragazza e non puoi assolutamente sopportare, che cos'è? Non so, potrebbe essere che ti tratti male o che ti faccia magari le corna, non lo so, Questo sì anche. anche, cioè, ma non è la prima cosa, praticamente. Cioè tu le corna praticamente le potresti anche sopportare, volendo, Volendo sì. volendo sì. E come fai, scusa, perché sei alto 2 metri, con le corna poi dentro la macchina non entri, come fai? Ti ci abitui? Sì. Ah, vabbè. E invece la cosa proprio che non riesci proprio a soffrire qual è? Quanto parla con gli altri ragazzi. Cioè? Spiegati meglio, Riccardo. Cioè praticamente non dovrebbe dare confidenza agli altri. Esatto, sì. Però per le corna te le può fare. No, questo no, questo no, no, no. Giusto? Allora si deve No. comportare bene. Esatto. Cioè ti piace la fedeltà. Sì, la Giusto? sincerità, è logico. Perfetto. Va bene. Allora, Riccardo, per le telespettatrici che sarebbero interessate a contattarti, ripeto, Riccardo 23 anni di Mazzara del Vallo, alto 2 metri, pesa non si sa perché non si è pesato mai, e volessero contattarlo possono praticamente chiamarlo dove? Al tuo numero telefonico, giusto? Sì, sempre da Ramo, qua nei bar. Eh? Nei bar è qua lo stesso. Cioè praticamente devono venire qui al Bar Cantuccio a domandare di te. Sì, sempre qua sono. Diversamente per, diciamo, telefonarti non ti possono telefonare perché tu cellulare non ne hai, giusto? Sì, non sì. ne tieni. E come mai? Non ti piace il cellulare? No, ce A l'ho mano alla però. Ce l'avevo prima, ma sono. Te lo sei tolto? Sì. Va bene. Amiche telespettatrici, ripeto, per chiunque di voi fosse interessato a contattare Riccardo, 23 anni, altezza come state vedendo 2 metri, peso non si sa, è relativo, possono venire dove? Al Bar Cantuccio, qui in via Salemi a Mazzara del Vallo, a cercarlo. E naturalmente Riccardo si farà trovare, ok? Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche. Ciao Riccardo. Ciao, ciao ciao. Oh yeah.